Ma ci sei? Ello, se torrende a carressa scenografia che si rotta tropillata. Ah, intanto devi sistemare vinto questa registrazione di sta messa in onda, poi te questo VHS c'è uno film di Zio Tibia. Ascolta che c'è d'uscio. E testi che scesi tu, ya? Adesso devi andare in cineteca a pocastiare questa cosa. E intanto su scesi che non si sono manca rispettando in norma, sa? Oh, mira, che c'è da se rispettandi. Nervoso che Sant'Anna si collegata con suo videoregistratore. Certi che su VHS è un formato analogico in Sardegna e sa trasmissione punti digitali si adesso 2008. C'è usciti, però un po' fortuna dopo preguntavo a Franco di registrare questa puntata, poi ti do lì a castiare da pubita. E Deo e tu e poi su fuori dai. Cioè, manco male che c'è Franco, Castia. Manco No, male. se puoi dare in un altro momento, dopo che resta scenografia. La pega stiamo che in Antioco in studio, eh? Antioco? Ma non ci doppia adesso? Floris. Ma non ci doppia adesso altro? Ci doppia adesso. Scetti che mai detto no, forfè assuttimo. Non usciti a senuta della signora Fazzolo Tuddeo. Mannaggia mio, ma non mi danno nuda. Non ti devi rendere mai idea che è questo problema. Tanti già tu conosci se questo professore o no? Io conosco pure su sonde questo trappono che mi c'è entrando in conca, cazzo, a me si fanno a macchiare. E tu sei che mi ci arruola da Gesuino da Supa? La vega stiamo che in Antioco, preparati. Oh, Antioco, saluti. Miriam, Sandro. bene cattata, come ti sta? Sa? Bene, Tutto bene? Ti do una su. Un vaso. Un dai. vaso. Come ti sta? Tutta maniera, Cinata. Bene, spero. Già gli anda bene, già gli anda bene. E tu fai un sacco di cose, sei sempre Sta a impegnato. ballare, ste può vivere. Tu sciu bene, tu nai. Intanto, non uscì che vi è stato questo ospite da voi. Mi ha fatto una sorpresa, sa regista. Spero che sia una bella sorpresa che noi ste. No, certo. Sì. Spanti un malo. Poi parti questa sigla, E ben tornadas a Oindi, questa trasmissione che cerca di esplicare sul mondo della comunicazione di oggi. E bien come su sadro è imparato. Io su voi dao de su sadro mensa traduzione del romanzo, io su voi dao de su sadro mensa cantatenore, mensa gicca dessa etnomusicologia, io so imparato voi dao de su sadro mensa astrofisica. E oggi tengo su piacere in mano di attovare Antioco Florisi, ben agattao. Bene cattata Miriam. Poi te devo su voi dare altri temi, che avunti altri temi, altri medios, altri argomenti, che sti su usato, se lingua usata, argomenti, è imparata o in su cinema, in su ambito audiovisivo, in su radio, insomma, tutto che vunti i zainas che imparano e che tu studias. Commente studioso del cinema, commente professore in Università di Castello, Antioco Floris è professore ordinario di cinema, televisione, radio, media digitali, in Università di Castello, però tu hai creato su Celcam, che è questo centro del imparo, del linguaggio audiovisivo, intanto su questo Celcam ha formato generazioni di gente che noi È trabalhano. diventata una scuola di cinema, in Sosanno è diventata una scuola di cinema. Si è furriata in produzione multimediale, che nasce in su 2018, che non mi sbaglio. E questo lavoro si pone come il corso di laurea magistrale può formare gente che ha di traballare in ambito della televisione, del cinema, dell'audiovisivo, insomma, sei presenti.
pensa su cinema con sa musica. D'etnomusicologia, certo. Deus voedau con Bustiano Piloso, con Diego Pani, arremonau vinza si straballo su me ambitu etnomusicologico. E con cui ho leu a maniare su discorso a capiau, prosa su cinema, a sa radio, poi tu si vinzas e moi si facendo un programma in sa Stiamo radio. parlando in Rai, un programma che si racconta del cinema in Sardegna, ma sono un dilettante, non sono come un professore ordinario. No, però che è un medio che tu conosci, senza la maniera vinza di poni confrontai con questa materia. Sì, questa è una cosa interessante, che detto che conosco come un mezzo di comunicazione teorico, non pratico, non ho mai fatto questa televisione, questa radio, scusa. E questa è un'occasione per vedere da intro come funziona. Come funziona? Impari con tu c'è Marcello Azzeni, che si stetti ospiti vinza in edizione passata di questa trasmissione, e qui su pure su voi da questa radio, del suo podcast, dei commenti questo medio, sui moi punti aici presenti, soprattutto su podcast che ha da su mes piattaformas, mes app, mes su telefonedo, e contos del cinema in Sardegna sagatta in sa app del Rai Play Sound. È fatto come un podcast, è pensato come un podcast, no? È come una questione tra noi e Marcello, ma da pensata come può discutere come un approfondimento a pizza del cinema in Sardegna. La storia del cinema in Sardegna. Poi ti posso partesi proprio dai origini del cinema in Sardegna. Sono partito da Son Frades Lumière, che non fu arrivato Son Frades Lumière, è arrivato operatore di Son Frades Lumière a fine del Ottocento, fu su 1889, 98 e 99 voti. Quando viene fregando su Bastione. Questo non dico io. Cos'anno? Su Bastione si nasce entro su 800. Ma lo funti bene in Castello, hanno fatto questa ripresa in Sassari e in Iglesias, a Monteponi. E si è partito da questo documentario, così, e è arrivato fino a oggi. 130 anni del cinema in Sardegna. 130 anni del cinema, intanto potevo ascoltare la nascita da manio del cinema in Sardegna, in Sadro, chiaramente. Tutto in sardo. Tutto in Sadro, poi da che non è facile dare in sardo del cinema, che hanno dovuto sparare a fare un sforzo umano. Lo scedevo bene, da voi da vinsa in un'altra trasmissione che ho fatto in San Radio, di agattai, questa difficoltà di agattai sfuedos, che a volte sfuedos scientifici, tecnico, di una lingua che viene dall'inglese, in italiano tanta trasformata, ma non è proprio una lingua italiana, sta a fare un sforzo umano per bogare in sardo parole che funti un luogo inglese, un luogo italiano e un luogo internazionale. Certo, però questo sforzo da pentivare tutto in lingua, che si deve misurare con un medio nuovo o proso manco un nuovo. E sul rischio umano è di bogare in sardo ponendo sa u a savine o sa essa savine e invece di una mestura che non è una cosa nessata. Dell'imba nova sa Orwell. Torrendi con sua memoria un altro ospite che è autentico. Tu, iniziando in questa carriera cosa tua, sia da commento critico, giornalista, operatore culturale che si traballavano su me da messa Cineteca Sadra e si traballava vinse giornali di Sadra, scrivendo del cinema, stando su due questo mondo. Io traballavo 20 anni di Cineteca Sarda, 8 anni da Nuova Sardegna, come critico, insomma, un vago di storia da un vago di storia da contare da Desi, e su cinema si è sempre stato una reso sa passione cosa tua, sa bunna de studiare su cinema e vinza de du imparai a generazioni di scienziati e vinza de du vai. Esistette sempre, penso, una passione, una idea che portasta. Sì. Cominciavo quando vai sul liceo in Castello, ma questa cosa che non ho avuto un progetto di traballare sul cinema, ho studiato all'Università di Filosofia, si deve fare altro, e poi
ho cominciato a mi interessare sul cinema e cresco, ho cominciato a collaborare con la Cinetta Cassarda ed è una cosa, è passata un'attera e a Savine si è arrivato all'università. Una cosa, non fui consapevole meta di questo che fui facendo, è scappitato. Come ti capita tu sempre, queste cose a volte ci pensavo, a volte da svolevo Sì, e a sì, volte sì. invece capitano. E tu Essendo una cosa nuova, noi che manco ite de pesevare può crescere in questa strada, in domo non vai a cinema. È stata una cosa, quando appunto in domo forse si può traballare in questo settore, arrianta. Poi è una cosa tutta strana, non si può certo, che non pensare. di variante adesso manca un ambito profettoso di traballo, no. No, no. Tu hai sentito come te maestro Vincenzo Antonio Cara, che è stato... Antonio Cara fu suo professore che mi ha seguito alla laurea e con esso ho traballato nei primi anni all'università, poi sono stato in pensione quando io fui giovane ancora e tutto e ho traballato dal 98 a solo. Sento, già teniasta però, in sta tesi cosa tua, io sto studiando su cinema, di come si poteva imparare su cinema, come te Aina... No, già ho fatto una tesi di laurea, una storia del cinema, ho fatto una cosa a più delle avanguardie del cinema francese, anni 20. E intanto come te nasce questo impegno a capiare su cinema, come te Aina, di imparo? Si è scusa, quando già ho studiato storia, teoria e critica. Però quando si è arrivato all'università succede una rivoluzione, questa rivoluzione digitale. Prima non si poteva fare cinema, che fu costoso un meta. Come questo digitale è stato barato, si può comprare una telecamera, un computer e tanto rapponau quando ho vinto il concorso all'università, poi te devi solo studiare su chi hanno fatto sosatero, poi te non provavo a dovere noi tutto. E tanto rappo cattavo su dinare per fare un laboratorio, ho comprato telecamere, microfono, computer e ho cominciato a traballare. E quindi sei incarrerato tutto questo progetto? Ho traballato con un regista, un tecnico e cresco. Sta andata bene, cresco. Poi te non scegli il regista sadros o tecnico sadros, ma vince la gente che traballa che traballa da me su cinema. Serriamo vince il regista che veniva del suo continente. Daniele Segre. Prima, ma ho lavorato con Francesco Munzi, Michelangelo Farmartino. Isso però vanti bene su vince il suo master filmmaking. Ho fatto seminario, ho fatto lezioni sul master, che in Sosano ho fatto un master, ho fatto corsi, ho fatto di tutto. Laboratorio, insomma, se questo diretto ha devotato a bene competenze, a professionisti, a vince, a devoras, può ormai. E che punti traballando moi proprio? Qualcuno sta traballando bene, punti passata una gente in scorso che ho fatto. E qualcuno sta barrao, come succede, di traballata come normalmente su cinema, in industria audiovisivo. Magari non c'è il cinema, vince la televisione, che qualcuno va ai documentari. Sì, già sono soddisfatto di questo che ho fatto. E posso che per toccare invece sicuramente due tenisi punti differenti, i sandalas de cicca che tenisi un andala de cicca pizzoso dell'Leni Riefenstahl, del suo traballo di questa regista documentarista tedesca del suo regime nazista. Tu tenisi sei un esperto del suo cinema di Riefenstahl, iniziando a studiare meglio questo cinema, però non è l'unica andala che si seguendo. Poi tu vai raramente media education, vai si impara del suo cinema, dei commenti su cinema poi di essi imparare a scuola, dei commenti a scuola poi di imparare su cinema, poi vai appunto educazione, educazione all'immagine,
media education, però vai sicuro circa a pizzo di su cinema in Sardegna. Ma già sono nasco come storico del cinema, già sono un storico del cinema, trabalho in sos archivios, clicco documentos, e questo da povato in sul cinema tedesco, sul cinema nazista come Tasanau, in sul cinema italiano, della Sardegna. Recordato Nanni Moretti, tu hai scritto un libro. Il primo libro che ho fatto fu da Pizzo Nanni Moretti, sul 1990. 1990, come si narra da questo libro? Facciamoci del male. Facciamoci del male. Il cinema di Nanni Moretti che ho fatto, ha avuto uno successo umano, ha tenuto uno successo umano sono contento meda. Però se uno storico del cinema, questo ha sempre fatto, e poi potrà parlare della Cineteca Sarda e mi sta barrata questo interesse per questa formazione. Questa strada principale, storia e poi quando parla della sua università non fai solo su chi chiede, fai su chi ti pedenti del vaire e tanto studia su questa comunicazione della televisione che non è strada mia ma da studiata su proprio, sa radio e sa teoria della comunicazione tutto su chi due del vaire, non è che fai solo è bello e fai solo su di certo. ma non funziona. Questo è pure un momento in noi di autopromozione, uno bello gica che ho fatto impari a pizzo della nascita dell'imparo del cinema ma in università in Italia. Certo, questo ho fatto. Questa è stata una ricerca importante meda che ho fatto con altre università italiane, Cattolica, Udine. Cattolica, Udine. Sì, è stato un lavoro bello meda. E insomma, per me pure si è stata una bella esperienza di GIC, voi mi ha dato l'opportunità di conoscere a professori e professore che abbiamo già in pensione. Ho fatto storie, interviste, conoscendo già tutto. Già Gallincuno si vince all'Assao, questo anno, con Roberto Campari, non c'è Stivruso. Sì, capita, Gazzano. Già, Gazzano, Marco Maria Gazzano, vero? E io sono via da manco beccio. No, ma come ragazza non fu giovane, ma se mi sta mai lei dato. Povero, sa buonanima. E insando su Antioco, e come ti hai in questo anno, come ti hai incarrerato pure questo cammino de Susadro, della lingua sadra, e poi dove si imparando in mensa radio, però chiaramente come in su cinema in Sardegna, Adi mostendi un interesse per un anno, un impreo per un anno de su sadru, de quali si sia la varietà di sadru in storia sua, tu chiaramente ti sei occupando pure di questo aspetto. Insomma, su come ti si intrezza da sa gicca, pizzo dessa lingua, entro del cinema, come il linguaggio proprio del cinema in Sardegna. Vai dibatti. Penso che la lingua debba essere una espressata fondamentale del cinema sadro? Può donare un'identità? Può donare che noi teniamo su cinema, la storia del cinema in Sardegna, da poter segare in due. Cosa che poteva zerriare sul nuovo cinema nuovo, che comincia su millennio nuovo. A fine del 1990 e si comincia adesso 2000. Questo ha perito una strada nuova e si strada che conta da Sardegna, della gente che vive in Sardegna, che nasce in Sardegna e che da conoscere poi teste uno sardo, poteva narrare questo. Prima la Sardegna ha tanta contata gente che veniva da Forasa. Venendo da Forasa a Baidanta, in Sardegna, questo stratto di esotismo, di particolarità che funtianta, si storia di Grazia Deledda, su Zimbandio, su turismo, sa tradizione che funtianta millenaria, che vive in un mondo che non tiene modernità, frimmu. Ecco, questo fu un sguardo esotico, potevo narrare. E non fu dagli in sardo, non conosci su sardo, e su sardo fu una cosa
chi non fu importante. In sa generazione noa, su sardu è importante sa lingua sarda che giornale, poiché si chiede contare sul mondo come teste. E sul mondo è foedata vince in sardo, in Sardegna. Certo, non è questa lingua più foedata, più su italiano, però si geo contare si storia di una ida deppo foedare in sardo, tu deppo ponnere. E sul regista hanno scoperto che si poteva contare in sardo senza timoria per questa comprensione. Sa gente sta abituata a vincere a leggere sottotitoli e queste cose che permettono di comprendere una lingua che non è facile, vincere in Sardegna, però Giovanni Colombo non è solo a comprendere su chi quiere narrare una parola, è vincere a intendere su suono, la pronuncia, su chi l'atmosfera che divoca da una voce di sardo. Sa capire che dentro sa voce come si è espressata dessa persona che fu certo, quando già vi un pastore che come succede in Bandito Orgoso, chi tiene una gara particolare, che questa gara è su pastore, Michele Iosso, che noi viviamo in un studio, in un ufficio, ma questa gara e poi intendo vuoi dare di un italiano da dizione di teatro non anda bene, non è naturale, non tiene questa forza di questa comunicazione di questa verità. Devo avrei con te proprio a proposito dei Banditi Orgosolo. I Banditi Orgosolo è su grande film girato in Sardegna de Vittorio De Setta, pensando su questo film può dirsi che ha marcato su destino, sa carriera, de tutto il regista che hanno iniziato a fare cinema in Sardegna, a partire da Pietro Livi, da Capiddu, da Colombo, da tutto si schifunti bene a posti di Vittorio De Setta, esistette proprio un maestro. Però questo film è vuoi da, come ti sei tutto in italiano. Diventa girare in italiano o diventa girare in sardo, Banditi Orgosolo? Tandoro, Bandito Orgoso poteva narrare che è un archetipo sul cinema della Sardegna, che non si può pensare di cinema in Sardegna senza considerare Bandito Orgoso. Poi, due punti, il regista sa che dunanta, che punti debittore, che diventa debito, a questo film, commenta Salvatore Mereu, ma vince Giovanni Colombo e altri che lo considerano, ma non è che sia da... Però sicuramente Mereu lo considera da... Mereu duica da sempre, dueste sempre in suo film di Mereu un rimando, un riferimento a Bandito Orgosolo. Su film è stato girato a fine degli anni 50, con De Setta che non teneva denaro, una troupe fatta di Issu, Sapopidda, un assistente della fotografia e un pastore che va all'assistenza, ma non teneva un unico. E sta narrando che hanno due avuti, nemmoso chi registrava su chi narranta sono attori, chi vuoi tanti in sardo. Puntianta pastores noi abbiamo fatto un corso di recitazione e poi da in sardu e Vittorio De Setta Vuru ha imparato su sardu per comprendere e questo che narra che isso ha traballato a pizzo di questa ripresa ma non ha curato su sonoro. E tutto su dialogo su Voedau, che due su film, da descritto quando ha fatto sul montaggio e da descritto in italiano. E a Zerriau, attore, può fare su doppiaggio. Gian Maria Volontè ha fatto Saoghe del suo protagonista e altri hanno fatto Satara Saoghe e solo su Picciocco, su Pippiu, Peppe Cuccu è andato a Roma a fare il doppiaggio di chi ha fatto isso. Che Peppe ha fatto le scuole
è un vago po' di da fuori dare italiano, sos'altro non si da vagliando. Via da un'altra generazione, via da quasi Esatto, vedo un'altra generazione e italiano di conoschiada. E questo che narrare che De Setta ha fatto un film che da girare in sardo, ma è diventato italiano quando da finito. È stato criticato un me dopo questa cosa, che questa cosa, come tappavo prima, di intendere uno con una cara di un tipo e sauga di un altro, non ho avuto una mistura. Non c'è appiccicante a me. Però è stato un spettatore importante, qualificato come Martin Scorsese, che ha messo de più meda su Bandito Orgosa, da ha visto quando da ha proiettato a New York sul 1962, e Martin Scorsese ha descritto un film che vuole da una lingua antica. E tanto Scorsese è di famiglia italiana, l'italiano tu comprendete, comprendete che si vuole da italiano e non una lingua antica. E poi ha descritto questa cosa. Forse sì, che questa atmosfera che si respira in questo film è un'atmosfera che già da Salimba in ogni modo un tratto dell'imba antica, dell'imba sarda. Forse sì, questa scommessa che ha fatto De Setta di misturare una gara italiana, una gara sarda e una lingua italiana, noi si stetti a perdia di tutto. Poi nuda, però questo apprezzo lo fate voi, che appunto passato su 60 anni su questa pellicola. C'è una cultura differente a più di Salimba. Certo, un'altra coscienza, un'altra cultura, un'altra conoscenza, chiaramente, e su cinema pure, è stato portato. Sando, se si fermiamo su poco, poi ti ha preso questa rubrica di Gianfranco Frontedo a pizzo di Susadro, ma in tecnologie. Saluto a tutti e ven a tauso a esa puntada dessa rubrica de hoy en día, Susardo esa tecnologia. Oggi vamos a gestionare di archivi digitali e bibliotecas in linea. Quando legamo di tecnologia linguistica, pesciamo diritto all'intelligenza artificiale, a sus traduttori automatici e a sus assistenti vocali. Ma vado una cosa e si vede meda plus pau, sos archivios. Per una tecnologia nas di sunuda, un lettore automatico, una voce artificiale o un sistema di traduzione automatica funzionano a peci si bada abbastanza materiale per los imparare. E ustor materiali sono testos, registrazioni audio video, documentos catalogados e base de datos linguisticas ordinas. In pratica datos. E ne datos vinas a sistemas plus intelligentes e barrambuidos. Per usardo, una paia di esempi dai bisuno. Uno dei plus onnotos è su Sardegna Digital Library, un archivio digitale manno dove possiamo attare registrazioni di cultura orale, testos, fotografias, documentos storici, audios e videos in sardo. A posti si bada progettos gallo plus precisos e a sua ICNUSA, Biblioteca Digitale della Poesia Sarda, e che colli di testos poeticos e materiales literarios in lingua sarda. Ma i testi servono. Questi archivios non servono a nos aumentare de sos tempos olauso e via. Servono vinas a creare risorse novas. Dai ustos materiales poden nascere correttori ortograficos, sintesi vocale, riconoscimento de sa voce, traduzione automatica e sistemas di intelligenza artificiale. Le macchine imparano dai loro materiali, iuene e iacciappano, e di fatti onta pur aumenti sono organizzati questi materiali. Non è tutto a salvare un file, è sta liscire, io sta legando, e non sta legando, in quale variante, in quale un testo. Sono tutte informazioni e non si deve dare a manco, si ereda e schirca e lavorare in suo sardo. Non importa davvero, un archivio audio e scollio annos e annos, oggi può servire per addesare l'intelligenza artificiale e per avere una voce artificiale. Un testo digitalizzato può aiutare un traduttore automatico. Tanto un archivio non è una cosa prima, è una risorsa. Oggi, perché entrare una lingua in suo mondo digitale, to a fare svinargai, a salvare i datos, a los imputare e a los apparisare per lo storare e sfruttare. E vortici esti cui tutto sa estione.
Innanzi de nos ponnere a imparare usardu a sar macchinas, erede is usardu nos abbarre in calcuve pro lu poderas urtare. Oie e vinnasa a entannoso dae oie. Pro oie cammattu, vostro graciasa e a volta in susardu esa tecnologia. Beh, Gianfranco Fronteddu ha divulgato de archivios digitalis, documenti podeus agattai resursos a casis rebinti in sarrezza, po studio, po cicca, po imparu. Tu che traballas con questa sainas in discorso che fai in università, chiaramente, deppis donare ai scientifici tutto strumento po fai, po studiare. Quando donas ponai un film sadru, fai su programma Pizzos de su cinema in Sardegna. Onde si accattant i film, quali funti, le piattaforme, i giassos onde podeus bere i film sadrus, che podeus castiare finza po piacere, non c'è tipo studio. Ma è stato che noi viviamo in una società ipertecnologica sinata, banche dati, archivios e dedotto, però meda teoria e pratica diversa. Come non è facile agattare sughi di trepidi, puoi studiare su cinema in Sardegna. Io in domo tengo una videoteca manna, però non da gattas in rete, in linea non da gattas, ho una gatta tutto in linea. Teneus archivios come la Cineteca Sarda, uno da fatto su Babel, però non funti facili da utilizzare. E quando devo giocare un film per studiare sui studenti, io tengo un canale in Vimeo, du bonghigüe con protezione, sì. Non potete entrare solo sugli studenti e quando finisce l'esame du bogo che non si può lasciare, però sì, bisogna organizzare che a meda si perde. Prima teniamo, da teneus ancora, ma non è che funzionava bene, Sardegna Digital Library, che fu importante meda, ma noi scoprito è tanta lasciata da morre, noi motta, tutto motta, ma quasi. Vengono pure, claro che è una linea di importo, via da nascere su 2004, ci vianno comando dei documenti, libri, film, sagattata a tempos de baristas, de David McDougall, e poi c'è stiscetti su trailer, ci viene interviste, de tutto, sì, programmi di televisione. Io credo che sono entes pubblici come SISRE del Nuoro devono investire in questa strada, che è importante. Noi teneus medas film, ma non teneus la possibilità di dovere. Questo è un problema a mano. E se stai producendo sempre de Bruso, Sempre de Bruso. Noi abbiamo fatto una clicca all'università di questo su cinema documentario. Abbiamo visto che in una ventena di anni hanno fatto una cosa come 700 documentari e di questo tu devi eseguire una cinquantina de Bruso. Sono due punti, devi cliccare sul regista, sul produttore, forse se tu vai intervenire, a me mi vai intervenire che sei uno che lavora sul settore, ma non è se studente o su curioso, non tu puoi intervenire e scommetto che non funti fatto su questo. Insomma, si tocca agattare risorse, può creare può fregare un logo digitali, tutto questo patrimonio audiovisivo che teneus, ci sono di aderas, non c'è documentari nauroso del 700, ma vince a film, cortometraggio, lungometraggio e poi pure series. Qualunque cosa si agatta da vince in Rai Play, poi c'è stingono su canali. Sì, due sa produzione Rai, è stata agatta da vince in Rai Play, ma quanto vuntisi? Non vunti medas. Non funti medas e ne manco in esatta piattaforma più spago puro, però due punti c'è sti vinza questa piattaforma My Culture Plus in cui si sa tanti altri film, vinza sanno sadrus
de altre lingue. Però se tu che sapere che noi Ballo a tre passi di Salvatore Merio, che sono film importanti, noi da gatta. O sono e taula. O sono e taula, non da gatta. In cui si deve anche se cinetta è casata, devi che su devi DVD. O manca aspettare che veda una rassegna, una retrospettiva. Quando ci vanno i festival, insomma, se è possibile abire i film. Ma in questo caso non è che due essere per forza su film che si scriccando. No, può essere che capita che due essere, ma penso che non due. No, però pure in questa occasione poi i film se non è possibile ad uso tornare a bere, voi mancai non sagattanta non è che abbarrante in streaming. No, abbarrante in streaming e insomma come ti stanno in due da cercare sa maniera de dosobiri. E insomma voi da un altro sempre nell'ambito dell'imparo del cinema e della formazione. Funti partiti su master in Carbonia. Questo master è uno stile di documentario, di sceneggiatura, di produzioni pure. Di produzioni, sì. Funti tre, master. Sì, uno è partito, funti due sono partiti, produzione e documentario. Produzione e documentario. E insomma, su conto si va pago questo master, commenti vuntandendi, master, commenti che gli assistenti a questa risposta che ci vunti questo è un progetto della regione, chi chiede fare un giasso decentrato in Adada, dell'università in Carbonia e che lavorare a pizzo del cinema. E anta pensato di cominciare con fare un master e forse in 6 anni di fare il corso del laurea, come chi può descrivere ancora. E ho sceverò su documentario e su sa produzione. La produzione poi ti si sempre che due metà gente che lavora ma che non è formata. E tanto ho provato a fare questa scommessa. E l'altro è a pizzo del suo documentario che ha la capacità di know-how in inglese può fare, è un master biennale, ma come scommessa si è partito due punti stati iscritti, non fu scontato che chi ha usato per partire, che è una sede nuova in Carbonia, non è che a meta dell'università non ha nulla, è tutto da inventare. Però su partito tenevo una vintena di studenti in sotto un master, che sono numerosi che ti permettono di lavorare, due finze che alcuni che sta arrivato del suo continente, e in Carbonia non deve essere una foresteria, non deve essere una messa, non deve essere nulla, non di struttura può vivere, sa gente non poteva barrare i gue, due gente che viaggia da ogni dia di Castello. Poi te fittiano, si fa ogni dia, ci vuoti lezioni. Chi vede sa guida non è impegnativo, poi scrivunti docenti del suo master. Certo, però su docente è pagato, su studente deve pagare, su docente anda da ogni tanto, su studente deve andare da ogni dia. Non è facile, Stando su questo su dritto, iniziare con questo 2 anni del master e a posti si bere commenti sia da poi incarrerai uno cammino, uno dritto. Sì, bisogna vedere se funziona, se tu hai interesse, in Sosanno, non è tutta una cosa che fai di una dia sattera, due che tempo può si assentare. E in questo master c'è non c'è un corso a capiao sempre del Susadro o di altre lingue delle minorie? La lingua non è un tema del suo master. Poi se qualcuno vuole fare un lavoro in suo master, in sardo,
beni veniu e du vai usu, però non podiamo ponere su sardo commente una lingua de in Portuga, è un master che sta per tu a gente che non è stata. Che arriva da fuori. E poi questo dopo un'altra lingua di minoria che mancai, noi stiamo proprio del susadro, de lì a mancai, mi sono sprecato a Mavi, donare opportunità a questi scienziati si devono imparare una lingua come il susadro, un'altra lingua di minoria, in traballo che funti va dentro. Se tu poni come una materia tanto deppese sconciare sul programma che è di formazione del cinema. No, va, se di buscichendi fuori dall'urinari, fuori dall'urinari. Fammi deddi d'università e come ti fossi un centro di Rusabè. Ma in casseguro se di rimasti. Che da voi, se abbiamo da sé precisi e fermo una classifica, l'Università di Sassari è tutta un'altra cosa, eh? L'Università di Sassari più antica, più importante, rigorosa. Chissà di Galtedo invece va sempre chiltaria, un po' garetto amministrativa, cazzo, da pabero da scrivere. Aspetta un attimo a giubilare un appunto, allora poi ve lo dico. Però, Ubuntu non è detto. Oggi pure una meglio università, è roba vecchia, tragenga, assentata, prevedibili, troppo i pensamenti, troppo i studiantini che pigliano i rassenti, i bambini e di studiano. E da poi uno esce dall'università con la desideraria più bella, capace, sì, da ragionare, sapere di cose che hai studiato, ma non è capace da quantare 5 minuti di discussioni a rovare, 5 minuti, 5. La bottiglia chicca, i noghi impari a fabbrica di pensare una idea, a comprendere quando hai dei biglietti a pricconi o è meglio se ti cagli muto. I noghi t'abbucciano in cara. Così sì che è una bisadia. I più meglio bassoni capaci, non arrivino da chi ti cammini, ma accudini da informazioni più tutti, più tancati a Romadino. Piglia di un professore tramposo, che so che si dà la possibilità di fare un collegamento anche di precimi. Secondo, lo capo vostro si è formato a Caltedo, all'Università di Caltedo. È finito in miniera e ne manca l'Università di Sassari si è formato, figurati. Chi sono gente da accademia? Chi sono gli enti d'accademia? Da Santo Pultiano si è fumato, quando in Chiesa si studiava vero e da poi si è perfezionato all'istituto tecnologico più importante di Roma Mediterraneo. I ragazzi al circostanziale di Bancali. Sono chi non lo sapete, a chi travaglia nella moda, travagliano, parola che non conoscete. Travagliatori, non che a Sassari sono tutti quanti travagliatori. Tanto, ragazzi all'università, chi non serve a nulla, al massimo va a fare un convegno sul mondo reale. E il mondo reale è in occhi a rubare e non ti dazzi fede informativa. Cosa vuoi? Già sei un'ora rompendo aggiunta a chi dai tirare la mesa, la banca. A chi rimane incaccarati, vai in ora mara. E il cazzino dura, cosa, la banca. Si vediamo. E i studenti di manco ogni tanto. Hai compreso? A vedersi sani. E pensando in generale, non scelta su cinema, ma tutto su Mediascape, sadro in generale, dunque sa televisione, sa radio, i podcast, i reti sociali, tutto i sainas che teniamo a disponimento per su sadro. E come ti pensa che queste sainas avunti traballenti, può donare visibilità, può imparare su sadro, può promuovere sempre del su sadro? Ma si può pensare a questa esperienza cosa mia, questa vita che ho fatto io, già arrivo da una Ida sul centro di Sardegna, queste Busacchi, ho fatto queste scuole sicure e su sardo non si poteva fare dare. In scuola si deve fare italiano, si può dare in sardo di una passata di corpo, noi commentavo che due questo telefono azzurro, tenivano un vuste e ti scudianta.
e su sardo non si poteva fare. Fu una lingua che deppia essere lassata a esaurimento, si può narrare, che sa lingua de sos pastores, Del Soddomo. del Saddomo, ma possibilmente non dove dare Vincenzo in domo, Suzzilleri. però non devo dare manco in domo. E tanto fu una lingua della Samorrere. Come su sardo si può da Vincenzo in Noghe, in una trasmissione come te gusta, dove veniti sos professori universitari, studiosi, e attento una dignità diversa da prima. Prima fu una lingua che non si può dare in sardo, fusti uno come narrare, un sfortunato, un de mala sorte. Si può narrare che queste catene di una dignità de noa. Itta da barrare de gusto non dischiteus, che non teneus su sa capacità di comprendere su chi deve bennere, però poteu narrare che su dinare che ha posto sa regione, sa RAI, sa istituzioni, si può narrare in generale, ha permesso di dare un importo umano a Salimba, un nuovo importo a Salimba. O non potevo narrare più che è una cosa che deve morire, o forse se offendo che alcuna cosa può fare vivere. Beh, certo, e questo medio si punti posso traballare, o da poi tenere in vita questa lingua e da poi ammagnare, che si sia d'ambito, poi puoi dare che si sia cosa, come ti sia fuori di posso narrare, quando se begno de Busacchi a Castello, che ha più fuori da sardo. Su sardo dove dai con i amici in vita, che si arriva in Castello, nemmo so dai in sardo, e dopo dimenticavo no, però dopo lassau e dopo tornare a piegare come che due est una possibilità di no di dove dare. Certo, poi ti avvinci da questo medio di un'altra possibilità di imparare, di imparare. Di griccare, da cattare poi do sonoso, che punti, come tappanavo prima, chi si può usare finché si sardo. Cosa che non è facile, però questa è la sfida che si dona da questo medio, senza manco male che ci funti queste possibilità. Poi si dovrà affirmare, poi c'è un'altra rubrica accappiata a Susadro, però è espressata idiomatica e impari a Luca Piroddi. Storytelling, questo puro è uno bello voedo, uno dei preferiti del summediese, poiché pare di una tecnica segreta di contare. Ma in sardo come tu potevi furriare, devo andare a contare una storia, ma da contare bene. Finì su conto, ma non invece se non una lista di cose, se non un spiegone, ma una storia che ti acciappa, quando uno comincia che ti pica, un sviluppo che ti pondera da scortando, e una fine che ti lascia la cosa in pista carena e in intro dessa conca. Tanto ci dinanta, dobbiamo lavorare sullo storytelling, ti funtinando che non basta da andare a sfendo, ma di per bogare finché su una storia che ha sta gente da barri in conca. E appunto si tocca da vincere ad essere sincero, so che su storytelling in Sardegna è cosa antica. Non è che devo inventare un oso in Sardegna, però i zagliaiur nostri sono duvaianta su storytelling, d'un preanta a vincere San Merì, quando vorrenti affrescurando un vicinao, pari con i amici, contando storie, contando macchiores e un montone di contos, tutto pari con questa gente che denianta a prove. C'è inglese, c'è slides, c'è strategy, ma funzionata. Tanto funzionata e funzionata è molto puro, ma ci dinara a storytelling pari di chi sia prustoco. Miriam, ti do rossa linea. Pensando su Luca Piroddi di fueddo di storytelling, i documenti potevo imparare questo fueddo finza sensato, tutti i fueddi che appunto accappiato su storytelling, però tu hai fatto un documentario, tu pure sei stato un regista di documentario su Belle Digna, che è un documentario appizzoso adesso Sì, già ho fatto questa poesia a Bolu.
alcun documentario, ha fatto una video installazione, ha fatto produzione. Produzione ma il documentario sono venuti per sperimentazione, se potete narrare. Tengo all'università una struttura produttiva e tanto può capitare che da fatto funzionare vince per me. Ho fatto con Ignazio Macchiarello un documentario in Corsica, a pizzo su cantu e sa confraria chi due punti in sa regione che diventa Alta Balagna e sul centro della Corsica, e ha fatto un documentario a pizzo de sos poetas improvvisadores che fu di Nanta Bella e Digna, e ha fatto una video installazione che è andata a Sespo di Milano in 2020 e a pizzo del mercato civico di Castello, e come tengo di finire un documentario a pizzo di Berlinguer. E che è una cosa da fatta. Da si fatta, vince la produzione, poi si produce, vince la produzione del Mereu, ho fatto film del Mereu, del Pau, de Pani, de Peter Marcias. Peter Marcias. Traballo che vince andato sul Festival di Venezia, vince un festival importante sul mondo. E tu i commenti bisi, chi potessi, noi serrauso questa regionata, pensando a commenti, si potesse immaginare i mezzi di comunicazione su cinema, su televisione in 30 anni, chi potessi tenere questa sfera magica e abili commenti adesso, quest'ambito in 30 anni, in di besta fuori di questo quadro. Si abitando si sfera bianca del suo futuro, se su tempo che ha da venire, e te posso narrare che se l'economia non si permette di poter narrare che s'all'imbasarda a barrada, che l'amministrazione pubblica doveva dinare poteva vivere. Chi l'economia non anda bene, che dove sa guerra, dove punti a altre cose, su dinare tanto a ponnere può essere la cosa più importante, l'importanza è sempre relativa, e tanto timo che non andava bene. Insomma, se donando un quadro non pago, ci non pago curioso. E non vivevo in tempo bello, su tempo non è bello. Come ti narrai da Nanni Sulis, Peppino Mereu, in tempo di inframità e carestia. Sempre valida questa poesia. Sì. E poi ho ascoltato su Meteo, però devo dare grazie a Santiago Floris per questa bella regionata, può essere bene. Grazie a te, a questa produzione e a tutti. Grazie, a travolta. Dio scheggiata. E poi ho ascoltato, a proposito di Sfera Magica, ho ascoltato le previsioni del su Meteo. Buonumeria Sardina, beniusu a tempus. Non testa burus da pubriziai, agguantai finza sei gustora dessa programmazione, a postisi di un attuvio dedicato ai medias e alle università a richiede di disciplina, capacità di si sacrificare, tocca da tenni nebrius fortisi, finza sa pagora fai di fattisi su Meteo vuota perfetto, pressioni alta e frimma in tutto s'isula, ariedasa e ventigeddus debilisi, umidesa regolari e marisi giaisi dausu. Uno zero con iscongiuntura sa po una peristogomu a Sellio in piazza, mancai uno blu hawaiian, srebiu con delicatezza, bene apprendau con suvaraqueddu su, custo che dislinda da sempre uno contesto zifilli de uno arrangiau ai da marena. Appustisi esti bessius attobiu e chiaramente il suo quadro dessa atmosfera esti scerroccau a zutta de su graiori de un sovrapruso accademico. Troppo teoria, troppo definizioni, troppo imparato, sul resurto do denesi ananti ai sogusu. Una stracia didattica manna ad idreolausa sardina, bettendi scutulladas spainadas de nozionismo umidu e infrusadas de a dottoratura frappuda.
In su capo de susu de sisula notausu zifinadas a lui studa de fentomusu cun muttonisi de fueddus dottusu in is custrojas de aintru. In is costeras sinnallausu invece una basciata delicata dessa pressione de su sanguni, cun is tainisi de vadiori e miradas minimadas poneci de saboeru nozionisticu. In solu de su studiu, in prusu, i sensorisi ciappanta un muttoni de burocrazia atmosferica, una massula de aerea d'Asia grai de paperi, ca vai di alludai dottu gussu chidoccada. In pagus fueddusu seusu a intro de un sistema de abbattimento a tipu sessioni d'esamini. Ma non tutto est vertiu, anzi sì. Si pozzunai ca proprio castiendu, abbarrendu a lutta a gustus fenomenus estremus, cresci di una credenzia, custa rezza tenidi a pretto di un programma differenti. Prusu armoniosu, prusu leviu, prusu profettosu po su benessere generali. Una trasmissione che passa non de impeurai su quadru de su clima, ma de da aderezzai. Un format prusu sobriu, prusu alinosu, prusu stendiosu. Un contesto in cui ai scumbidausu e a su pubblico de bessanta melusu tegando punti bintrausu, prusu ghettusu, prusu lugerosusu, prusu presentabilisi chi faidi. Deu chiaramente non mi permetto di aggiungere altro, poi moi. Poi soras chianta benni su consiglio mio esti sempre su proprio astenesia de assisti a s'allonga questioni troppo accademicas, amparaisia de sumedadi pedagogica e chipodeisi cicai logus prusu sanidosus, prusu allettiosus, prusu adattus a su sistema dei nebrisu. Linea su studio. Bah, tanti gusta meteorologa non incerta mai, dunque, non si preoccupesi. Sta cosa da importu esti cannoso, torrauso ci da chiedi con un altro episodio de OID, un'altra bella puntata che usa regionale de altri temas, sicuramente de letteratura, sicuramente in lingua sarda, sicuramente con un ospite de Gaballe che da essi Peppe Coronzo. Adesso ti do grazie a voi. Insomma, a ci da chiedi. Buon pomeriggio. Oh Miriam, ascolta, la che non si belecito che tu d'ognotta in diretta andare a sa questa previsione del suo tempo non da una, Ma ascolta, te deppio fai, questa esti, non perdere l'occasione, poi insultare a me, a sta trasmissione, cosa mia, devo pure essere pregiata di stontesa che narrata. Lascia perditi, dopo noi in tutto il limba, sa finza sa ne svarianti all'oglotta, da doppeusu a guantai. Oh, ja intraissa si impicca babbo da Tereso, non sciu chi ne stiveusu. Si incesticchi oi pure in questa trasmissione. Ascolta, però si dura oggi i pago, fino a un momento molto tanti. È un momento molto. Motta se Deo. Dai non ci dà vazzo proso, ma che è possibile che questo si incisticca da sempre in mezzo in questa trasmissione, con un collegamento dei dattari? Ma noi sti che all'incuno dei noi dovesse da entrare? E chi, Gesuino? C'è ti gusto, c'è? Sciadà, con tutto su che te ne fai Gesuino, non è che tieni tempo per fare altro, Comunque, ti via una rendi prima che proprio di isso ti lì a fuori dai Deo, e dei commenti su TV da tui, poi tu conosci, e secondo me sesti quindi che link una cosa. Ma che da con questo sciollorio, tu narra da Mimmi, poi te pago un teso questionario. Santo su tanto ragioni Deo, e te mi sei quindi tu? Ascolta, ciappo che se no scetti qua parichiotta, ma ti do una prossima volta. Dopo vedi a Gesuino, ho detto che con questo cazzo trappano che trappago dopo registrare su TG. E dopo per agguantare su trappano, poi dopo questa trasmissione e poi su TG tu fai s'accabai, ci esti. Ma che sto TG dura lasciate 5 minuti, ma ti oisi.